Economia sociale è un concetto che coniuga bisogni e sviluppo. Welfare inteso come investimento per se stessi e non come assistenza passiva, una leva per il proprio benessere. Ripensare il sociale è una necessità imposta dalla crisi economica e dall'invecchiamento della popolazione. In questa nuova visione diventa decisivo il ruolo della famiglia. Di welfare familiare come motore di sviluppo si è discusso all'Accademia delle Professioni di Noventa Padovana. Bisogna ripensare la modalità con cui i giovani finanziano le pensioni dei vecchi, proprio per evitare uno scontro intergenerazionale. È evidente che la partita del welfare, in particolare del welfare aziendale, quindi i famosi 5.000 euro che possono essere utilizzati dalle imprese come integrazione al reddito dei loro collaboratori, questo può essere trasformato in servizi che possono riguardare l'aiuto allo studio piuttosto che il turismo, la sanità, la previdenza e tutta la serie di bisogni che normalmente vengono spesati dal portafoglio del lavoratore. Va diffusa la cultura del welfare. L'11 aprile è in programma infatti il Welfare Day. Il welfare è un sistema di comunità dove i legami funzionano più di qualsiasi regola della finanza, della gestione del tempo, dove tu metti con chiarezza gli obiettivi della qualità della vita e anche dei servizi correlati, servizi per l'infanzia, servizi per le persone anziane, la banca del tempo quando devi lavorare in un sistema complesso. Io vedo imprese che si sono organizzate in questo modo, ma anche un welfare territoriale. Il Veneto è ricco di tanto volontariato, di tanti strumenti, anche di fondi buoni invece che fondi aggressivi che possono dare questo. La missione dell'economia sociale è quella di produrre welfare con caratteristiche universalistiche. Fare credito a chi progetta servizi utili alla collettività. Questa è economia sociale. Noi seguiamo l'economia sociale che è anticiclica rispetto al resto dell'economia. Ci dà molte soddisfazioni ed è importante che continui a darcene non solo come impresa, a noi come impresa bancaria, ma al Paese, in quanto che erogando servizi di welfare, servizi utili alle persone, alle famiglie, alle comunità, è non soltanto un grande bacino di produzione, è un grande bacino di occupazione, ma è un bacino essenziale, irrinunciabile di servizi nei confronti della collettività.